Il preoccupante perdurare dell'assenza di precipitazioni che in questi mesi sta interessando la Sicilia sta mettendo a dura prova il quantitativo di acqua a disposizione e sta portando a una grave riduzione delle riserve idriche nella provincia di Agrigento. A segnalarlo è lo stesso ente gestore del servizio idrico integrato, Girgenti Acque, che annuncia inevitabili disagi. La società fa infatti sapere di aver adottato misure per la redistribuzione delle risorse idriche per ripartirle equamente tra tutti i comuni gestiti, con inevitabile allungamento dei turni di erogazione. E per far fronte a questa situazione, Girgenti Acque si appella direttamente alla cittadinanza e al senso di responsabilità. L'invito all'utenza è quello di fare un uso responsabile della risorsa idrica e di evitare sprechi inutili. Fonti, sorgenti e pozzi sono interessati da siccità, comunica l'ente, e le risorse sono significativamente ridotte. Da parte sua Girgenti Acque ha fatto sapere che da tempo ha segnalato la precarietà del sistema delle infrastrutture idriche e di avere sollecitato gli enti preposti all'adozione delle misure necessarie, ad esempio il pieno utilizzo delle fonti idriche della provincia, non utilizzate o parzialmente utilizzate, ricadenti nei comuni che non hanno consegnato i propri impianti alla società che gestisce il servizio idrico integrato.